Salude terzo giorno de Campa qui in Gabigor, su parte punante sempre di sto ruglione. Oggi siamo in paese Dulmed di Gabigor, e mare droit Antoine Martini, diari di rada, a ribiado per uso piagge cabre, o ridroemo subito cu a Zoviola, ma no. RCFM e Campacui. Io sono nato qui e sto a 50 metri di dove sono nato. Sono sempre stato in paese. A 6 giorni abbiamo delle gabre fino a 31 anni. Poi avanti c'era 6 urti, c'era giardini a tutti i lati, c'era a curare l'appartamento della camusetta tutta la giornata. Il 28 ottobre, 1 giugno, c'era tutti i giorni a prendere gabre. E dopo mi sono maritato, ho di fiori, per la mattina a dormire, un giorno sera a dormire, non c'era nel primo anno, nel Natale, nulla, c'era mai un giorno di congé. C'era sempre il corpo, ho scambiato il mestiere, ho fatto i trasporti per quasi 30 anni. Da ritirata, come ho detto, voglio caricare perché sono sempre avuto passione degli animali. Avevo anche vacche quando avevo il capra avanti. Vacca, aveva parecchie vacche, ma donde era differente, non siamo mica tutti gli alimenti e cose all'animale, avanti tutto il mondo ha l'alimento e noi cresciamo con i sumeri e muli, avanti, se c'è mica un raccato, più non fa nulla. Ma fa un po' di formaggio fresco e un roccio, sì. Allora, io sono stata a Dagui, ho sempre avuto i miei animali, ho avuto gabre, quando ero giocata a Keinu, a Gigawali, ai Gawali, fai spaziate, sono sempre stata appassionata dai Gawali e so bene in un paese, nelle montagne. Non mi ego mica, portanto lavoro in Bastia, ma non mi ego mica comprare qualcosa in Bastia e stare in Bastia. Cioè, meno di un'ora di strada, rigolo in paese. Se ora so qui posso andare a pascere i miei animali so beh. Allora io so per impiegare parole oggi che professore di scuole bilingue ho fatto i miei studi in corsi ho fatto una licenza di studi corsi dopo non sappiamo mica ciò che volevo ho fatto un stage in una scuola di patrimonio dove ci sono andata io e mi è piaciuta assai, ho detto bon, ho fatto qui, ho continuato il master, ho passato il mio concorso, l'ho avuto e ora sono titolare e faccio il mio mestiere in Bastia in altro, che sto in sobrigrado, dunque cerco appena in ogni luogo. Io ho una passione per quello di mancare di guerra, ho una passione degli animali e di stare in paese. Io quando avevo fatto i trasporti, parlavo tutti i giorni per tirare qui con il camion, da caricare in Bastia, regolava e sono sempre stato in paese, sono mai battuto. Bon, quando andavo in viaggio, in vagonte, sono sortito di paese, ma quando lavoravo stavo qui, portanto parlavo tutti i giorni con il camion, a caricare in Bastia, andavo in barretti, lavoravo con il Gabigor, su più, orchi, cani, tutto questo, ma sono sempre stato in paese. Siamo a pochi, siamo nati stati in paese. In paese siamo che 3, credo. L'altri c'è un zio e una stronna. L'altro è buono, ho fatto da strada, dopo parecchi sono venuti a ritirare da qui a starci, ma io sono sempre stato in paese. E conto starci, tanto che posso. E domani andremo in paese di Veringule per il droit a Julien Orsini e Alexandre Chaubon, che hanno creato l'intrapresa I Gampanari, lavorano un'anta i Gampanili, i Gorsiga, e ritorneremo dunque domani in paese di Veringule. RCFM e Campacui.